Signore e signori, buonasera. Le immagini che vedete vi giungono dalla fattoria Il Poggio. Siamo nel comune di Montecarlo, dove stasera verrà presentato il cicloteam sanginese. Nicola Ramacciotti, diciamo ex professionista, ormai non corri più, ma si è dedicato a fare il direttore sportivo di questa squadra. Diciamo che la stagione è iniziata bene, anche se non benissimo, sì, ma credo che i risultati verranno. Sì, diciamo che per ora ci manca solo la vittoria, quei ragazzi che mi fanno, diciamo, un'attività di un certo livello, a livello di gran fondo, arrivando vittorie di categoria, ma noi, diciamo, come squadra non ci accontentiamo, cerchiamo spesso gli assoluti. Finora, diciamo, siamo arrivati vicini con dei secondi posti, dei terzi posti. Ultima ora Basile alla gran fondo di Gimondi, girando un po' per l'Italia, è arrivato terzo la scorsa domenica. Io mi diverto a seguirli, mi hanno ricercato dopo anni che ho corso qui, dove mi sono divertito tantissimo. Sono stato un anno, diciamo, che li ho abbandonati perché facevo il papà a tempo pieno e adesso però, diciamo, il bimbo è un po' più grande e mi diverto a riseguirli, gli do qualche consiglio, ma più che altro per fare gruppo, come si vede qui in queste scene. Si cerca un po' di divertirsi tutti, anche quelli che vanno fra virgolette in bicicletta giusto per passare una giornata diversa, a quelli che invece lo fanno più con, diciamo, una passione più intensa. A proposito, ma è un impegno, visto le trasferte, anche notevole anche per te come rappresentante della società? Sì, è logico che quando ci cominciamo a spostare fuori dalla Toscana diventa un impegno abbastanza notevole, dal momento che andando via già un giorno prima c'è una trasferta. Insomma, anche, diciamo, le nostre famiglie ci sopportano e ci supportano, perché comunque il sacrificio durante una settimana che uno lavora e non c'è mai, ripartire il sabato e la domenica non è facile, però basta vedere qui stasera in quanti siamo per capire comunque che qui è una società dove, insomma, si sta bene e ci si riunisce spesso. Dicevi, la vittoria assoluta non è ancora venuta, ecco, quali sono gli obiettivi che a questo punto ti poni raggiungibili durante la stagione? Ma noi ora da domenica prossima comincia una serie di gare molto importanti, dalla Nove Colli fino ad arrivare alla Maratona delle Dolomiti, dove noi abbiamo già tra Salimbeni, che non correva per noi fino a quest'anno, che l'ha già vinta, a un Basile che l'anno scorso è arrivato quarto. Puntiamo anche con Orsucci e Pretini a fare bene sia in entrambi i percorsi, speriamo in bene che arrivino magari proprio in queste gare qui più importanti. Raffaele Basile, uno degli atleti su cui il cicloteam sanginese punta di più, ancora quest'anno nessuna vittoria, però, diciamo, vista anche l'esperienza dell'anno scorso che un po' a fine stagione si è venuto fuori, i risultati dovrebbero ancora venire. Sì, diciamo che quest'anno sono partito un po' più piano, però domenica ho fatto un buon terzo posto alla Gran Fondo Gimondi e riprovo a fare un finale di stagione come l'anno scorso pieno di successi. Diciamo che mi sono divertito, ho fatto un bel finale. Ascolta, raccontaci un po', domenica hai detto terzo posto, come è andato il finale? Ma siamo andati in fuga in 9 e dopo siamo rimasti in 5 perché c'è stato un po' di bagarre e poi ho fatto la volata e ce l'ho fatta a prendere un terzo posto che per me vale tanto, anche perché è una corsa molto, molto conosciuta e è un valido, cioè ho fatto un bel risultato, diciamo, anche per la squadra ci voleva, perché in quelle corse lì dove siamo tanti partenti c'è tanta visualizzazione, quindi va benissimo. Daniele Pretini, in questo inizio di stagione tanti piazzamenti, terzo, quinto, manca la vittoria. Sì, ci sto provando, ci credo, cerco di fare il possibile, anche se non è semplice, ma tutte le domeniche diamo il massimo. Dicevo prima, tanti piazzamenti, ricordali i piazzamenti. Sì, ho fatto un bellissimo secondo posto alla Spezia e un quinto posto a Pomarance, un terzo alla Gran Fondo di Firenze con 70 km di fuga, molto contento per la prestazione. Ascolta, ecco, ma a livello di una Gran Fondo come importante come questo qui, voi avete un gruppo che, insomma, bene o male più di uno riesce a essere tra i primi, no? Ecco, il gioco di squadra come funziona? Sì, diciamo, magari in settimana o il giorno stesso parliamo un attimino, valutiamo anche il percorso a chi noi più adatto e da lì cerchiamo di aiutarci un po' a vicenda, cercando, insomma, di fare un gioco di squadra, come è giusto che sia.
Comunque serve e funziona al compagno di squadra. Sicuramente, sicuramente. Simone Orsucci è una delle punti di forza del cicloteam sanginese. Dicevamo manca la vittoria, però ci sei girato vicino e ormai dovrebbe essere prossimo. Ma sì, dai, l'inizio di stagione è stato abbastanza, sono partito un po' tranquillo e poi c'è stato anche qualche intoppo così, diciamo, lungo il cammino, però ora è tutto passato, stiamo bene, le gare più belle arrivano ora, quindi non c'è nessun motivo di essere preoccupati, via, siamo fiduciosi. A proposito di gare che stanno arrivando ora, hai vinto in passato la Nove Colli, se non sbaglio, e quest'anno ormai manca poco. Sì, infatti quello sarebbe diciamo, uno dei primi obiettivi della stagione sarebbe quello di provare a far bene di domenica a Cesenatico. Vedremo, insomma, sono stato un po' malato in settimana, ma sono comunque fiducioso. Ecco, spiegalo un po' ai nostri telespettatori, come si risolve la Nove Colli di solito? Quali sono i punti strategici di questa corsa? Ma sicuramente il barbotto, l'ultima salita del medio, generalmente fa la differenza. Ecco, se prima non è andata via la fuga, di solito il gruppetto che poi si gioca la corsa viene via lì. In occasione della Nove Colli i tuoi compagni di squadra lavoreranno per te? Ma no, vediamo, ora domenica appunto saremo io e Luigi Zalimbeni saremo appunto lì a Cesenatico e tutti e due penso che ci possiamo giocare le nostre carte, insomma, d'accordo, e valuteremo un po' in corsa. Tanti auguri e ora poi sentiamo anche Salimbeni cosa ne pensa. Grazie, crepi il lupo. Luigi Salimbeni, di cui parlavamo prima, dobbiamo ricordare che 5 anni fa, se non sbaglio, ha vinto la Maratona delle Dolomiti, quindi la corsa mitica praticamente delle gare cicloamatoriali. Allora, approfittiamo subito di questo. Cosa ci dici di quel mitico successo? Beh, sicuramente innanzitutto è un bellissimo ricordo, una giornata che per me è stato anche un po', diciamo, il coronamento di un sogno, perché era una corsa che avevo preparato bene, quindi chiaramente vincere non è mai facile. Quel giorno ho sicuramente dei bellissimi ricordi, ecco. Guarda che qui al cicloteam sanginese si aspettano quest'anno che tu ripeta quell'impresa. Sì, infatti diciamo che fa parte un po' sicuramente è il mio principale obiettivo di quest'anno. È chiaro che ripetersi non sarà facile perché comunque ci sono tanti avversari forti e si tratta comunque di una corsa sempre, diciamo, ambita, no? Anche dai corridori, però ho lavorato bene per arrivare in quel periodo al top della condizione. Insomma, io mi auguro anch'io di poter ripetere quella giornata e soprattutto anche per dare una bella soddisfazione al team sanginese. Ecco, prima di quell'appuntamento, quali sono, diciamo, le tappe di avvicinamento e i risultati che vorresti cercare di raggiungere anche prima? Ma diciamo che per ora la mia stagione è stata in crescendo. Fino adesso ho raggiunto un po' quello che di solito faccio perché purtroppo non ho le caratteristiche per diciamo, emergere nelle corse, diciamo, che adesso più veloci che abbiamo fatto fino adesso. Da adesso in avanti diciamo che entriamo in una fase della stagione in cui ci sono le corse migliori per me, che si adattano più alle mie caratteristiche, perché andremo a fare lo Stelvio, la Sportful che ho vinto le ultime 2 edizioni, quindi spero di fare il tris, diciamo, anche lì quest'anno, e poi faremo anche la marcia longa, quindi, e domenica prossima la Nove Colli, che anche quella, insomma, sarebbe già un grandissimo risultato. Assolutamente, sì, speriamo di fare. Ho fatto un podio alla Nove Colli, quindi spero, insomma, di migliorare quel terzo posto. Guarda che qui tutti quelli i sponsor e dirigenti del cicloteam sanginese se l'aspettano. Sì, ma io sono il primo poi che anch'io, diciamo, mi aspetto da me stesso qualcosa. Poi anche perché io è il primo anno che sono qui devo dire che ho trovato una società meravigliosa, e questo non lo dico per retorica o perché, però veramente, guarda, sono contentissimo della scelta che ho fatto, quindi sarei il primo a essere contento a dare un bel successo proprio per diciamo, ripagare un po' la fiducia che mi è stata data, ecco. Parlavamo prima di vittorie. Luca Bonaghidi, che è qui accanto a me, ha già vinto, quando manca ancora una gara al termine, la classifica del Gran Ducato di Toscana per la categoria
M5, quindi un grande inizio di stagione. Sì, diciamo che sono partito subito con un ottimo risultato, per cui l'ho mantenuto per tutto il Granducato e sono riuscito a vincere questa classifica con una gara diciamo, di anticipo, e mi sono ripetuto perché l'avevo già vinto l'anno scorso nella categoria M4 il Granducato, per cui sono contento, ringrazio tutto il team che mi ha fatto assistenza per tutte queste gare e mi ha supportato per ottenere questo grande risultato, diciamo. Siamo ancora a maggio, quindi la stagione è ancora lunga, gli obiettivi che vengono d'ora in avanti? Ma l'obiettivo prossimo è la Nove Colli, dove andremo domenica. Purtroppo è il primo anno che partecipo, partirò dalla terza griglia, cercherò di fare il tempo per poi un altro anno essere in griglia rossa se ci riesco, e poi gli obiettivi sono la Cipollini, la Sportful e poi andrò a fare la Marmotta in Francia. Quindi dicevo un inizio di stagione ottimo, e ancora una volta bisogna dire che la società ti ha supportato come ha supportato un po' tutti, alla grande. Sì, alla grande, la società è un'ottima società, per cui mi sono trovato già dai primi anni bene, poi ho fatto una pausa ma sono tornato molto volentieri in questo team perché è una famiglia e ci troviamo, diciamo, tutti bene, siamo amici e ci supportano tantissimo sia dal presidente che dal DS Nicola e tutti gli sponsor, per cui sono contento, ecco, di stare in questa società, sono felicissimo. Paolo Rilli, che è qui accanto a me, quest'anno impegnato con i doveri familiari, sta ottenendo forse qualche risultato meno degli anni scorsi, però mi sembra che anche se non ci sono risultati valga veramente la pena stare dietro a questa bambina. Sì, quest'anno ormai un'annata di relax mi sono preso, per fortuna è venuta questa creatura, però comunque le corse, ho già fatto una ventina di corse senza risultato chiaramente perché sono allenato pochissimo e speriamo in un finale di stagione un po' meglio. Ma come si chiama? Elisa Rilli. Allora diciamo che lei la faremo correre da grande. Sì, io se convinco la moglie non c'è problemi. Già la moglie credo che col marito che corre la domenica non sia contentissima. No, è proprio l'estremo no, lei, per le corse, però insomma poi si vedrà. Allora, venendo alla stagione, quest'anno ho detto un impegno diverso nel ciclismo, però ancora dobbiamo dire che nell'ambiente del cicloteam sanginese ti trovi benissimo. Sì, ormai penso di finire la carriera qui. L'ho cominciata qui e la finisco qui. Non ho pretese, qui poi è un ambiente più che familiare per me. Sto benissimo e si va avanti, fino a che dura. All'interno del cicloteam sanginese c'è anche chi si occupa della mountain bike, è il caso di Gildo Baldocchi, che diciamo è un po' quello che segue assieme a un certo numero di atleti l'attività di mountain bike. Alcuni sappiamo che sono all'Isola d'Elba, quindi non sono presenti qui questa sera, ma l'impegno con mountain bike come va? Va abbastanza bene quest'anno. Diciamo stasera 3 o 4 atleti sono a Capoliveri, che c'è Capoliveri Legend, che è una gara importante di mountain bike del circuito MTB Tour Toscana. 3 o 4 sono là perché loro sono iscritti lì, noi invece siamo iscritti alla Coppa Toscana, che è un altro circuito, perché anche la mountain bike, come le bici da corsa, ormai è diventata una cosa importantissima, e anche in Toscana ci sono 3 o 4 circuiti, partenze 400-500 persone, 1000 anche tipo Monteriggioni per ogni manifestazione, ecco. Io sono quello che mi occupo un pochino, essendo il più nato prima, il più anziano, diciamo, mi occupo di fare un pochino da punto di riferimento per tutti questi ragazzi molto più giovani, diciamo dai 30 ai 45 anni, ecco. A proposito di mountain bike, come diceva, sta crescendo tantissimo, è una specialità che ormai, diciamo, ha tantissimi atleti che la praticano anche a livello di giovani, quindi credo veramente che sia un po' il futuro forse del ciclismo. Ma sai, un po' sono quelle cose, diciamo, più che a chi piace un po' di più la natura, anche negli allenamenti, che tu vai per i boschi, per i campi, sei un po' al di fuori dei camion, delle macchine,
di tutta una vita diciamo un pochino più pericolosa, tra virgolette, perché poi anche la mountain bike ha i suoi lati pericolosi, discese, sterrate eccetera, però sta prendendo molto campo perché anche tanti ex professionisti ora a fine carriera o ex professionisti si sono buttati nel settore delle ruote grasse, vedi Casagrande, per citarne uno abbastanza importante, oppure altri, diciamo Failli ora quest'anno è venuto fuori, insomma tutti ex che hanno portato una buona... E poi gli organizzatori si sono buttati a questi consorziati per fare queste gruppi di diverse gare, questi circuiti che sono l'MTB Tour, le colline toscane, la Coppa Toscana, la Scapina, l'Ima Scapini, per cui anche cose importanti a tutti i livelli. Ecco. Prossime gare diciamo particolari un po' importanti in mountain bike? Le prossime gare domenica prossima subito a Cecina c'è gli Etruschi, la Gran Fondo degli Etruschi di mountain bike, una gara di 70 km, per cui anche abbastanza, è una marathon per cui abbastanza lunga, che normalmente sono da 40-50 km, domenica c'è stato piazza a piazza che è un po' diciamo la gara più importante, ecco, anche a livello nazionale molto riconosciuta perché è durissima, era di 95 km, l'hanno scorciata a 70, ma 1200 partenti, per cui una gara importante, e domenica gli Etruschi che è una gara importantissima. Diciamo che Stefano Silla, che è qui accanto a me, è praticamente con le sue aziende lo sponsor principale del cicloteam sanginese. Un binomio che va avanti ormai da anni e credo con reciproca soddisfazione. Sì, ormai sono diversi anni che stiamo insieme. I ragazzi, abbiamo una bella squadra quest'anno. Anche l'anno scorso ci leviamo un po' di soddisfazione. Io sono un appassionato, quindi loro a volte alzano anche le mani, quindi che vogliamo di più? Dobbiamo dire che comunque il contributo che lei dà al ciclismo non è solo col cicloteam sanginese, ma collabora e appoggia altre squadre, e di questo veramente credo che dobbiamo essere grati alle aziende che lei rappresenta. Sì, non è la sola azienda, la sola squadra che sponsorizzo. Mi preme ricordare più che altro quella del Monte Carlo, perché sono bambini, quindi io sono un appassionato dei bambini e quindi mi piace anche fare le cose con loro. Però il sanginese sicuramente è la squadra che ho più appeal, via, diciamo. Sente più sua? Sì. A proposito, ma quest'anno ancora non c'è stato un successo, però sono andati molto forte, molte vittorie di categoria, credo che insomma, anche quest'anno le soddisfazioni non stanno mancando. Sì, ci sono state diverse situazioni un po' precarie che hanno impedito per il momento di vincere, però anche domenica siamo arrivati terzi a Bergamo, quindi stiamo cercando, io sono convinto che prima di settembre arriveranno dei risultati. Ma ci va mai a vedere le corse? Ci vado e a volte vado col presidente, anche se è un po' pazzo, però mi piace perché lui ha quel modo di incentivare i ragazzi e quindi mi diverto molto. Grazie e ci auguriamo che rimanga sempre vicino al ciclismo. Sì, il ciclismo è una cosa troppo bella. Se una persona fa centinaia di chilometri per vedere 5 secondi un campione o un ciclista, vuol dire che qualcosa di bello c'è. A proposito, approfitto, c'è il Giro d'Italia, per chi fa il tifo? Io faccio il tifo per Ulissi, però per quello che può essere la vittoria non ho un campione. Io tenevo Bartoli, che era un campione abbastanza classico, diciamo. Oggi non vedo un ciclista che possa darmi tanta soddisfazione a livello professionistico. Comunque Ulisse gliel'ha data, ha vinto l'altra tappa. Sì, ma lo tengo anche perché vedo che Michele ci si dedica molto, Michele Bartoli, a lui lo sta allenando e quindi credo che possa venire un bel corridore. Roberto Pellegrini, che è qui in rappresentante della ditta Pedrollo, uno degli sponsor della società. La ditta Pedrollo diciamo che è vicina al ciclismo perché oltre che il ciclo team sanginese
appoggiate anche altre società, quindi è importante il vostro appoggio nel ciclismo. Sì, la nostra agenzia rappresenta per la Toscana e l'Umbria l'azienda Pedrollo e noi sponsorizziamo questo marchio essendo l'azienda numero 1 come agenzia. A me piace molto il ciclismo, quindi mi piace questa società e facciamo del nostro meglio per sostenere questi amatori competitivi e vedo che si danno da fare, come può vedere è una bella famiglia ed è un piacere farne parte. Segue le corse anche la domenica? Beh, io più che altro le faccio le corse come amatore, sì, mi occupo anche, li seguo nei loro sviluppi quello che hanno, sì. Ma come amatore è tesserato col Cicloteam Sanginese? No, io sono un amatore della bicicletta, sono un corridore della domenica, spesso li vado a vedere gareggiare, quindi non sono un agonista, sono proprio un cicloturista, ma amo molto le corse, lo sport in generale e nel caso specifico il ciclismo che da 20 anni seguo con interesse. Come diceva lei, qui comunque è una famiglia, mi sembra che sia un ambiente veramente bello e anche un piacere e una bella soddisfazione per la vostra società farne parte. Assolutamente sì, ed è per questo che per quanto è possibile, quando i tempi lo consentono, sponsorizziamo volentieri questo tipo di attività. Sono persone tranquille che hanno anche un reparto competitivo che sta dando dei buoni risultati perché spesso ci focalizziamo su quello che vince. Devo dire che i componenti della Sanginese si fanno notare nelle classifiche, questo è di interesse per loro e per noi è piacevole. Mirko Biagini della 2G Meccanica che abbiamo qui è uno degli sponsor più importanti e anche storici perché è dal 2003 che siete sponsor di questa società, credo che ormai più che sponsor ormai è un rapporto di collaborazione e di amicizia il vostro. Sì, è nato un rapporto di amicizia in tutti questi anni, c'è una grande collaborazione. Diciamo siete soddisfatti anche dei risultati che vengono? Certo, certo. E poi anche l'immagine che ormai il Cicloteam Sanginese ha in Italia. Sì, è importante, insomma cerchiamo di seguirla anche noi il più possibile, via, con questo team. Ma come ciclista, perché mi dicono che è anche un buon ciclista. Sì, insomma, via, si cerca di fare qualcosa. Gareggia a livello oppure fa solo l'amatore? No, amatore. Anche perché l'attività probabilmente non gli permette di avere il tempo libero. No, non ci abbiamo tanto tempo. Comunque a livello amatoriale basta. E la vostra azienda, dicevo, è tanti anni che sponsorizza il Cicloteam Sanginese, è un'azienda comunque che è un'azienda importante, voi fate un gran lavoro. Ecco, qual è la vostra attività specifica? Sì, è un'azienda che è nata quasi 30 anni fa, siamo al servizio del TISUE, sta lavorando per cartiere e cartotecniche, insomma stiamo esportando anche in Europa e da quest'anno stiamo andando anche in America. È un grande traguardo che siamo riusciti a raggiungere, via. Assieme al Cicloteam Sanginese? Certo, in collaborazione col team sanginese. Ed ora abbiamo ai nostri microfoni l'autore di tutto questo, Claudio Andolfi, presidente della società da 15 anni, praticamente sempre, veramente hai tirato su una creatura che oggi ha raggiunto un livello veramente alto. Sì, a livello nazionale siamo già entrati nella norma di tante squadre da poterci confrontare un po' con tutta Italia. A livello di gran fondo e medio fondo. Poi abbiamo un gruppo molto nutrito di gente che fa mountain bike, di corridori che vanno a correre in mountain bike, sono una quindicina in media sempre tutte le domeniche a correre. E poi abbiamo il gruppo che fa un po' di circuiti. Quello è un po' ridotto, quest'anno siamo ridotti a 9-10 corridori soli perché è meglio avere pochi corridori che non si bisticciano, devono essere tutti amici perché se tu fai
una salsa di troppi corridori, troppe teste, c'è le gelosie. Allora è bene averne pochi ma buoni e tranquilli. A questo proposito dobbiamo dire una cosa, non è facile, perché abbiamo parlato della Cicloteam Sanginese 2015, ma sono un po' di anni che la squadra è ai massimi livelli a livello nazionale. Ecco, com'è possibile mantenere una squadra a così alto livello per tanti anni? Bisogna essere umili prima di tutto, poi averci della gente che ci segue, gli amici chiamati sponsor, ma sono amici, e senza quelli non si fa niente, perché quando si va a fare le trasferte si inizia a fare il vestiario per tutti i corridori, si inizia a portarli ogni tanto a mangiare un pochino fra amici e tutta una bella platea, così ci vuole anche soldi, per povere, però si fa con passione, perché se non c'è la passione tanto non si fa. Io l'ho avuta da quando ero bimbo, perciò lo portavo fino a ora. Mi sembra che è su 40 anni che sono dietro al ciclismo e sono contento di quello che ho raggiunto. Se Cristo me la dà, si andrà avanti. Anche perché abbiamo visto che c'è un nipotino che ha 2 anni in questi giorni. Vogliamo arrivare al punto in cui corre anche lui e non può correre col Cicloteam Sanginese. No, quello non può correre perché abbiamo gli amatori. I bimbi invece fanno un'altra categoria, perciò o si cambia e si va dietro una squadra di bimbi, che non è difficile, si può anche fare. Insomma, non mettiamo puntini alla provvidenza. Ascolta, dicevi prima degli sponsor che ti danno una mano, ecco, c'è qualcuno che vuoi ringraziare in maniera particolare? Abbiamo avuto modo di sentirne qualcuno? Io li ringrazio intanto tutti quelli che sono sulla maglia e non sono sulla maglia, perché ce ne sono alcuni più piccoli che non sono sulla maglia, però danno un contributo anche loro. Però in maggior parte bisogna ringraziare la System Data, la Bada, SD Network, IUS, Studio IUS e poi Anatorrent, sono quelli legati a una certa ditta. E poi c'è l'elettropompe Pedrollo, poi abbiamo la 2G Meccanica che è dal 2003 che collabora con noi, la prossima uguale dal 2003 che è sponsor nostro, la prossima è una ditta di elettricità, di cavi elettrici e quadri, perciò poi chi è che... Poi avete le nuove biciclette quest'anno? Le nuove biciclette già dall'anno scorso abbiamo una collaborazione con la Rose, è una marca tedesca, sono biciclette che noi abbiamo avuto come sponsorizzazione e in questo modo i nostri corridori corrono con quel marchio e con quelle bici. Ora qui non ce l'abbiamo, ma le vedrete prossimamente per le strade. Con tutti i chilometri che fate mi sembra che anche degli altri mezzi ci sia bisogno di parecchi. Abbiamo 2 ammiraglie e sono seguite dalla ditta Toyota, perciò Autoservice, che ci seguono e ci sponsorizzano loro sul discorso delle ammiraglie. Ho parlato con i ragazzi, con i corridori, e abbiamo parlato di quelli che sono gli obiettivi della stagione. Ecco, se tu dovessi esprimere un desiderio per quello che riguarda il proseguo della stagione, a quale risultato ambiresti soprattutto? No, io come non è sempre detto a loro, non voglio mettere dei puntini sulle vittorie o non vittorie. Quello che prendono è tutto fatto, perché si deve divertire più che altro. Non sono un gruppo di quelli che devono essere tartassati di devi vincere questa corsa o quell'altra. È chiaro che se viene delle vittorie come le abbiamo avute fino ad ora negli arco degli anni, si puntano al primo posto delle Dolomiti.
si punta a rivincere lo Stelvio un'altra volta, si punta a rivincere sulla Prica, dato che si è fatto 2 secondi posti, 3 secondi posti di assoluti parlo, non di categoria, perché di categoria si è sempre vinta, però se viene la vittoria va accettata e siamo contenti. Va bene, grazie, l'appuntamento a un altro anno per il 16° anno. Si spera, se sono sempre in salute si va avanti. E a questo punto, dopo le parole del presidente Claudio Andolfi, è tutto dalla fattoria Il Poggio di Montecarlo. Buona serata a tutti.